Buongiorno a tutti e benvenuti a questo quinto appuntamento della serie Protagonisti. Oggi con noi c'è un'amica e una professionista, Doriana Visentin, che accogliamo e che salutiamo con molto piacere. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. E come al solito diremo qualche notizia sulla nostra ospite. Doriana Visentin è laureata in chimica industriale e dottore di ricerca in scienze ambientali a Ca' Foscari, e con una tesi volta a una innovativa stima del carico di inquinanti nella laguna di Venezia, quindi del nostro territorio. Ha lavorato in ARPAV, dove si è occupata di analisi chimiche in varie matrici ambientali, quindi aria, acqua e suolo, e ha ricoperto un incarico nella ULSS 3 Serenissima, collaborando in un progetto di ricerca volto alla stima del rischio chimico nei cantieri di bonifica. Attualmente è funzionario chimico dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, dove si occupa di prodotti petroliferi. È vicepresidente dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici di Venezia ed è molto attiva nel settore delle pari opportunità, in particolare nell'ambito professionale e nella promozione della professione di chimico e di fisico, anche attraverso attività di divulgazione scientifica. Bene, abbiamo inquadrato un attimo la nostra ospite, quindi possiamo andare subito nel vivo della cosa. Allora, Doriana, noi quando sentiamo parlare di chimica torniamo con la memoria alle lezioni in cui dovevamo studiare a memoria appunto le formule chimiche, che erano abbastanza ostiche per tutti. Quindi la mia prima domanda sotto profilo personale è: come mai hai scelto lo studio della chimica? E com'è stata la tua esperienza di studentessa prima e poi di professionista in un ambito in cui, diciamo, si vedono più uomini che donne, e anche un ambito molto specifico come appunto questo? E hai quindi trovato delle difficoltà nei rapporti anche interpersonali e interprofessionali nella tua carriera? Allora partiamo dall'inizio, ovvero dalla scelta di questa materia, definiamola un pochino particolare. Allora, la scelta è nata naturalmente in gioventù, quando mi accorsi a suo tempo che gli studi che avevo intrapreso per le scuole secondarie non risultavano particolarmente nelle mie corde. Infatti io amo sempre dire che sono un chimico industriale con una formazione particolare e variegata, perché nella scuola superiore che ho frequentato, l'Istituto Tecnico Commerciale, e nessuno si sarebbe aspettato che un ragioniere della vecchia scuola avesse avuto l'idea di fare appunto un percorso di studi di questo genere. È vero però che io lo giustifico sempre in questa maniera, cioè sono sempre stata una persona molto curiosa. Ecco. E quindi, diciamo, fin dai primi anni delle scuole superiori mi hanno innamorata di queste materie scientifiche, mi affascinava molto il metodo sperimentale. Con il proseguire degli studi mi sono resa conto che non era la scuola che mi aspettavo e ho detto vabbè, proviamo ad investire in un percorso diverso a livello universitario. Da un punto di vista, diciamo così, di genere, che posso dire? Come studentessa non ho avuto particolari problemi, diciamo che come studentessa ne avevo altri, perché venendo da un istituto completamente inidoneo a quella tipologia di studi, diciamo che ho subito, tra virgolette, una discriminazione di preparazione piuttosto che di genere. Certo. Anche perché comunque diciamo che per la mia esperienza professionale e da studentessa, quindi parliamo di 20 anni di lavoro e altri 5-6 di studio, comunque la chimica sta diventando sempre più rosa. E diciamo che appunto quando ero studentessa eravamo più o meno 50 e 50 tra maschietti e femminucce, e quindi sostanzialmente questa disparità di genere non l'ho particolarmente colta, perché ero impegnata ad affrontare altre problematiche, diciamo. Nel mondo professionale la cosa è un po' diversa. Diciamo che io ho avuto la fortuna negli anni di essere inserita sempre in pubbliche amministrazioni. Nella pubblica amministrazione diciamo che la differenza di genere è meno coglibile, certo. Mettiamolo in questo senso, anche perché tutti noi sappiamo che l'accesso è concorsuale, quindi si fanno gli esami per entrare, il gender pay gap non esiste, perché comunque se viene attribuito un ruolo quello è ed è riconosciuto. La progressione di carriera è sempre fatta con esami interni, quindi diciamo che noi non abbiamo grossi problemi.
colleghe che però incontro, perché poi con il ruolo che rivesto all'interno dell'ordine, che lavorano in altre realtà, magari mi riferiscono che la situazione è un po' diversa. Però io mi permetto anche di dire che negli ultimi 20 anni il fatto di vedere una signora in un ruolo tecnico è un pochettino, diciamo così, è un ruolo che passa. Passa, ci si abitua e poi, che posso dire, ci possono essere anche dei vantaggi, cioè il fatto di essere una donna e rapportarsi con una, definiamola, popolazione lavorativa che tendenzialmente è di genere maschile, se ci si comporta nel verso giusto, magari si ha anche qualche vantaggio in più. Chiaro è che per studiare prima ed affrontare poi una carriera professionale di questo genere bisogna avere il carattere. Certo, certamente. Quindi io la metterei in questo senso. E se mi permetti un'ultima osservazione, lo dico sempre sia alle colleghe che anche ai ragazzi quando faccio gli incontri di orientamento per le STEM, per favorire appunto che l'ingresso delle ragazze nelle carriere scientifiche, non perdete la vostra femminilità. Certo. Per me questo è molto importante, non abbiate paura di presentarvi, l'ha avuto un po' certo, sorridere, ma è importante perché non abbiate paura di presentarvi a fare un'ispezione per il rischio chimico in un impianto con lo smalto alle unghie. Sì. Voi siete delle signore, siete un tecnico, mantenete la vostra professionalità, fatevi riconoscere per quello e non abbattete la vostra femminilità. Grazie, questo è un messaggio veramente importante che può essere uno stimolo per chi ci segue, magari per le mamme, per le nonne che devono consigliare, perché è sicuramente un consiglio molto importante. Grazie. Allora, dicevamo che non è semplice parlare con un chimico, quindi formule e definizioni che non fanno parte normalmente del lessico quotidiano delle persone, della maggioranza quantomeno delle persone, però oggi proviamo ad affrontare questo argomento con qualcosa di specifico e che fa parte della nostra quotidianità, quindi parleremo dell'acqua. Quindi la famosa appunto formula H2O, che almeno quella ce la ricordiamo. Quella più o meno sì, esatto. Quindi che ruolo riveste, Doriana, l'acqua nella nostra vita? E da quella che esce dai rubinetti naturalmente di casa a quella che ricopre ben il 71% della terra, cioè pari a un volume di circa 1390 milioni di chilometri cubi, appunto, distribuiti tra la superficie e il sottosuolo. Quindi cosa ci vuoi dire dell'acqua? Allora, intanto mi permetto di ringraziare ancora una volta perché avete invitato un chimico a parlare di acqua. Sì. E questo perché molto spesso diciamo di questo composto magari viene chiamato a parlare qualche altro professionista sanitario che a mio avviso magari non è molto, passatemi il termine, idoneo a disquisire sull'importanza che ha per tanti versi questa sostanza. Sì. Che dire, l'acqua, a me viene da dire che l'acqua è una fonte rinnovabile ma non inesauribile. Questo è importante ricordare, nel senso che dobbiamo avere rispetto sostanzialmente di questo importantissimo basico, non in termini chimici, composto chimico, e fare naturalmente sempre mente locale a quello che ci è stato insegnato nei primi anni di scuola, il ciclo dell'acqua, cioè essere consapevoli del fatto che noi tutti possiamo intervenire all'interno appunto della conservazione di questo elemento importantissimo alla vita ed impattante sulla salute degli esseri umani, come vedremo successivamente quando parleremo dell'erogazione dell'acqua potabile. Infatti. Mi permetto di dire, sì, l'acqua, non so dirvi se l'acqua finirà. Ecco, questa è la mia seconda domanda. Non so dirvi se l'acqua finirà, nel senso che, come vi dicevo, è una fonte rinnovabile ma non inesauribile, quindi sicuramente l'approccio è diverso rispetto alla problematica dei combustibili fossili. Certo.
Poi se volete interrogarmi di chimica io vi posso anche dire che l'acqua si può sintetizzare. Va bene, quindi è un altro discorso, l'acqua è anche un sottoprodotto di reazioni chimiche, certo. Quindi voglio dire, volendo si certo. può sopperire, ma onde evitare situazioni di questo genere rispettiamo il ciclo dell'acqua, così come l'abbiamo imparato tra evaporazione, ricaduta di pioggia e quant'altro, conserviamo i parametri di qualità dell'acqua e facciamone buon uso. Bene. Quindi, da dove arriva l'acqua che esce dai nostri rubinetti? Allora, l'acqua che arriva dai nostri rubinetti sostanzialmente ha, mi viene da dire, un'unica fonte distribuita in maniera diversa, nel senso che noi in questa zona siamo abituati ad avere l'acqua dell'acquedotto, sebbene io, che non sono mestrina ma provengo da un paesino della provincia di Treviso, ci sono molte zone che non sono servite dall'acquedotto e quindi ogni abitazione ha il proprio pozzo. Certo. Va detto comunque che l'acqua dell'acquedotto, quindi se vogliamo fare un discorso diciamo così locale, proviene da pozzi e anche quindi comunque la fonte è unica perché è acqua sotterranea che ha i parametri di qualità tali per essere definita come potabile, oppure in situazioni emergenziali, vale a dire quando c'è in estate magari un picco di turisti, quindi un consumo idrico che può essere importante, viene anche potabilizzata dai fiumi e nella fattispecie dall'Ivenza, dal Sile per esempio in queste zone appunto dove appunto ci troviamo, quindi viene da qui. Quindi hai usato il termine potabile, quindi cosa si intende per potabile? Quindi che controlli subisce l'acqua che parte dalle falde, che parte o anche per esempio dai fiumi per arrivare poi ai nostri rubinetti? È importante secondo me dire che l'acqua subisce tantissimi controlli e che l'acqua potabile ha, per essere tale, delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche particolari e dettate da norme giuridiche previste. Ecco. E, detto ciò, i controlli vengono effettuati sia, diciamo così, alla fonte, sia in vari punti, per esempio della rete acquedottistica. I controlli possono essere fatti in continuo, significa quindi che ci sono dei parametri chimici e fisici che vengono monitorati continuamente con degli strumenti che rispondono all'istante su alcuni parametri che possono essere, per dirne alcuni di semplici, la temperatura, la conducibilità piuttosto che il pH, in maniera tale da vedere se, diciamo così, all'attingimento ci sono delle problematiche da evidenziarsi immediatamente per poi intervenire sulla distribuzione. E poi abbiamo tutta una serie di analisi che vengono condotte in maniera più accurata e precisa presso i laboratori del, diciamo così, gestore idrico. Mi permetti di dire che l'acqua è normata, la potabile, perché l'acqua, è bello dire potabile, è una caratteristica importante, perché l'acqua viene classificata a seconda della tipologia d'uso. Ecco. Quindi parleremo oggi di acqua potabile, ma esistono dei parametri chimico-fisici, microbiologici che mi vanno anche a definire l'acqua per esempio ad uso irriguo, l'acqua per la vita dei pesci, e sono tutti previsti e normati con particolari appunto parametri che devono essere controllati. Interessante questo. Per quanto concerne l'acqua potabile si fa riferimento al decreto legislativo 31 del 2001, nel quale viene dato l'elenco dei parametri chimici, fisici e biologici da controllarsi, la frequenza con la quale debbono essere effettuati i controlli e anche, pensate, per dire quanto la chimica, questo è stato l'unico vantaggio, se vi posso confessare, dei miei vecchi studi di ragioneria che prevedevano una base di diritto, e è inevitabile che un chimico abbia a che fare con le norme giuridiche, e quindi supera o non supera, ma supera non in base alla sensibilità, in base alla norma giuridica. Quindi quando si legge quello che noi siamo abituati a definire un rapporto di prova o certificato, che è una cosa diversa per noi, in realtà quei parametri lì, scusate, sono entro un range che è definito dalla norma. Perfetto. E in questo caso vi dicevo il 31 del 2001 che controlla anche le acque in bottiglia. Ecco,
Sì, bene, infatti noi tra l'altro nella nostra zona abbiamo delle sorgenti sì, molto famose, importanti, però quello è un altro argomento che si aprirebbe in modo anche molto vasto. Anche perché poi, diciamo, per quanto concerne ad esempio le acque minerali, abbiamo una definizione diversa, e anche lì naturalmente ci sono dei parametri chimici che le definiscono minerali piuttosto che non minerali, però è un argomento, è un'altra cosa. Però mi riferisco a questa cosa dei minerali perché da noi per esempio, o quantomeno si sente molto parlare del fatto che l'acqua sia dura. Ecco, allora vorrei che tu dessi una definizione di questa durezza, perché si dice l'acqua è dura, e poi vorrei sapere se la durezza dell'acqua è diffusa oppure a seconda delle zone in cui ci si trova, quindi zone montane, zone di pianura, zone marine e così via. Allora, definiamo la durezza e poi di conseguenza vediamo di dare, come dire, un'indicazione, perché poi io non è che conosco benissimo tutte le tipologie d'acqua, però vi posso aiutare ad orientarvi sulla definizione, se non altro. Allora, innanzitutto dire che un'acqua è dura indica sostanzialmente la presenza di ioni calcio e di ioni magnesio all'interno dell'acqua. In termini, diciamo così, semplici, significa quanti, mi perdoneranno i colleghi, sali minerali sono presenti all'interno dell'acqua potabile. Il parametro di durezza è espresso, per noi chimici è molto importante sempre definire le unità di misura, in gradi francesi, dove per gradi francesi un grado francese, se non erro, sono 10 mg litro di carbonato di calcio. Quindi le acque vengono classificate sulla durezza, la quantità di questi minerali, e la durezza viene espressa in gradi francesi. Anteposto questo, la durezza è normata sempre dal decreto legislativo 31, che prevede un range di accettabilità tra i 15 e i 50 gradi francesi. Quindi, se è normata da una legge che definisce la potabilità e quindi rende quell'acqua fruibile come potabile, significa che la durezza è importante. È importante, certo. Quindi dire che l'acqua è troppo dura, fare osservazioni di questo genere è semplicistico, nel senso che perché sia potabile l'acqua deve avere dei sali minerali, perché altrimenti berremmo un'acqua distillata e non sarebbe ad uso potabile. Peraltro, allora, l'acqua che noi siamo abituati a consumare in questa zona ha mediamente, se non erro, spero di dire correttamente, circa 25 gradi francesi. Quindi siamo nel pieno della media e di quanto prevede la norma. E vi dico anche che, giusto per accendere un campanello, l'OMS sostiene che il 20% del calcio e del magnesio necessarie ad una corretta, diciamo così, funzionamento del nostro organismo proviene dall'acqua. Di conseguenza, qui appunto il campanello dovrebbe accendersi, andare ad eliminare i sali minerali in un'acqua, così un po', a volte noi diciamo in maniera un po' forzata, non ha molto senso, nel senso che il parametro poi tu me li elimini, ma bisogna anche poi valutare se l'acqua che ne risulta ha poi le caratteristiche tali per essere potabile. Ma allora qui c'è la domanda, diciamo, conseguente, e in moltissime case e anche in moltissimi condomini all'ingresso della conduttura che va nelle case o nei condomini, quindi nel momento in cui termina la conduttura pubblica fino al contatore, esatto, vengono installati dei depuratori appunto per questo tipo, per rendere l'acqua meno dura, più dolce, anche perché magari c'è il discorso delle lavatrici, delle lavastoviglie, che quindi rendono magari questa durezza, rende più dura le cose che si lavano, cose del genere. Si vede il segno bianco sulla lavandina, l'acciaio, il calcare. Queste sono leggende metropolitane oppure... No, allora diciamo che intanto il calcare è un'espressione della durezza dell'acqua, e quindi su questo non è una leggenda metropolitana. Però è anche vero che secondo punto, i 25 gradi francesi che mediamente ha la nostra acqua da rete acquedottistica sono il compromesso
ideale per rendere l'acqua potabile e comunque avere un contenuto di sali che non mi va a inficiare lo sporcamento delle tubazioni, Sì, okay. Questo, perché un'acqua molto dura sarebbe sopra i 30 gradi francesi, però noi non siamo ancora a questo livello. E che dire poi su questi, diciamo così, queste apparecchiature, perché non sono solo filtri, ci sono anche dei prodotti per certi versi, per quello che conosco io, abbastanza fini, perché sono resine a scambio ionico, con funzionamento osmosi inverso, oppure filtri a carbone attivo. Sì. Di solito questi sono quello che viene proposto. Allora, io mi sento di dire in scienza e coscienza, come siamo soliti esprimerci noi, che allora, fino al contatore vi ho già detto che il gestore, e non solo il gestore, perché in contropartita anche l'ente di controllo, perché io lavoravo in ARPAB e anche l'ente di controllo fa il confronto con i dati che vengono espressi dal gestore, quindi fino al contatore siamo tutti sereni, perché in continuo, in laboratorio e quant'altro, Dal contatore in poi cosa potrebbe succedere? Facciamo un ragionamento di senso compiuto. Quando mi è stato proposto questo argomento ho detto pensiamoci un attimo. Nel, diciamo così, percorso dal contatore al rubinetto di casa la problematica potrebbe stare nelle tubazioni. Allora potrebbe accadere che io viva in un condominio magari degli anni 50-60, che non è escluso, in queste zone ce ne sono tanti, che magari presenti delle tubazioni che mi arrecano delle problematiche di salubrità all'acqua. Però non è una cosa così scontata e così conseguenziale. Allora io, se fossi, diciamo così, avessi dei dubbi in merito, agirei in questo senso. Allora, farei sì condomini, perché a volte accade, se c'è magari anche un amministratore particolarmente coscienzioso, se abbiamo dubbi sul fatto che le tubazioni possono arrecare danni, oppure possiamo avere anche delle cisterne spesso nei condomini, no? E quindi magari la cisterna potrebbe sporcarmi l'acqua, e quindi ho il dubbio se berla. Facciamo fare un'analisi a rubinetto, un'analisi, permettetemi di dire, in un laboratorio che può essere un laboratorio privato piuttosto che un laboratorio pubblico, avvezzo all'analisi delle acque potabili. Ce ne abbiamo qui, non voglio fare pubblicità, però ricercando ci sono, abbiamo dei laboratori chimici di prossimità, laboratori chimici e anche poi una valutazione microbiologica, perché poi vi faccio un appunto. Se vediamo che l'acqua al rubinetto è buona, io direi che stiamo fermi lì, cioè che mi faccia il segnetto di calcare, lo si deve sopportare. Lo si sopporta perché significa che quell'acqua che mi esce dal rubinetto la posso tranquillamente bere. Se poi, ecco, l'unico appunto che faccio, non installiamo con facilità questi depuratori, perché come vi dicevo, se non sono opportunamente controllati all'uscita, posso rischiare di avere un'acqua che non mi risulti più potabile, perché mi abbatte troppo i sali minerali. Oppure l'altra problematica facile è che spesse volte sono costruiti con filtri in carbone attivo e questi sono un ricettacolo di microrganismi. Quindi assolutamente teniamo presente questa cosa. L'ultima cosa, e poi mi taccio, vi dà fastidio l'odore di cloro, no? Ecco, mettete l'acqua in una caraffa e il cloro è volatile, in 10 minuti va via e bevetela serenamente. Quindi l'ultima domanda su questa cosa qui è una curiosità, quindi non installando questi, diciamo, addolcitori, chiamiamoli così, c'è comunque però il problema che, e questo è un problema reale, che magari le lavatrici o le lavastoviglie ci si possa depositare parecchio calcare, per cui poi anche il funzionamento dell'elettrodomestico può portare dei problemi. Allora in questo caso sarebbe consigliabile un ciclo ogni mese, per esempio, con un decalcarizzante. Quello eventualmente sì, nel senso che qualora l'acqua fosse particolarmente dura, però va anche detto che io magari dico una parola in più perché non sono un ingegnere,
però questi elettrodomestici sono studiati per funzionare con acqua da rete acquedottistica. Certo. Perché allora mi viene adesso da dirvi un'altra cosa: qualora invece fosse necessario, per evitare lo sporcamento dell'apparecchiatura, una tipologia d'acqua diversa da quella potabile, allora verrebbe installato un addolcitore. Certo. E l'addolcitore, per esempio, viene installato nelle caldaie. Sì, la caldaia condominiale sì, ha l'addolcitore, sì. ma quell'acqua lì serve solo per la caldaia, Certo. per fare l'acqua cosiddetta sanitaria, se non erro, Sì. ma non è potabile. Non è potabile, certo. Quindi ci sono delle apparecchiature che richiedono l'addolcitore. Dopo la lavatrice si può mettere l'anticalcare, possiamo agire. Sì, perché poi c'è tutta una parte pubblicitaria che Sì, ti induce sì. a credere che sia tutto orribile, che No, quindi ci non sia è più, veleno. no, bisogna bisogna discernere sicuramente. l'unica cosa che mi viene da dire è che se è particolarmente dura, leggevo l'altro giorno perché mi avete fatto ripassare queste cose. Bene. E se è particolarmente dura, ha un pH più basico e quindi per esempio fa più fatica a schiumeggiare il sapone. Sì. Ecco, Sì. questo. Però voglio dire, 25 gradi francesi partendo da 15 con un limite di 50, noi siamo anche Bene, quindi fortunati. oggi abbiamo comunque imparato una cosa importante: abbiamo il 25 che per noi è un numero importante, quindi No, la nostra acqua è buona, Sì, ha i suoi minerali che fanno bene, Bene. e quindi l'acqua, la famosa acqua del sindaco, è da Sì, bere, sì. quindi Io senza non perdersi. compro l'acqua. Non compri l'acqua, benissimo. No, perché ho fatto per anni, ho subito, diciamo così, Certo. il Condizionamento, per esatto. forza, certo. E quindi sono abbastanza. Dopo, per esempio, dove abito io non sa neanche particolarmente di cloro, quindi anche lì, perché quando viene igienizzata, perché potabilizzata dal Sile, ad Sì. esempio, a Jesolo sa tantissimo di cloro, ma certo. per forza, perché potabilizzano. Per forza. Se invece abbiamo un pozzo buono, gli danno un pochino di cloro, ma si sente poco. Quindi insomma. un'altra cosa che appunto è da rilevare è quello che hai detto: se l'acqua sa di cloro si mette in una caraffa, il cloro è volatile e quindi dopo un po' si può bere senza È più star male, diciamo. pericolosa, passatemi il termine, la caraffa, quella con i carboni attivi, perché il questo filtro sì. va sostituito Sì, con una certa con frequenza, assiduità, certo. perché se no, vi dicevo, diventa cioè gli togliamo magari il cloro e qualche sale minerale, ci buttiamo Però dentro buttiamo qualche dentro. microrganismo che Bene. magari non era tanto Grazie. bello che ci fosse, insomma. Certo. L'ultima domanda tecnica. Allora, negli anni recenti e anche adesso abbiamo sentito tanto parlare di PFAS. Doriana mi ha insegnato che si dice PFAS e quindi, quindi abbiamo imparato alcune cose nuove, e dei danni che queste sostanze appunto provocano nelle persone, che però sono a contatto con noi, con la nostra quotidianità. Quindi che cosa ci puoi dire a proposito di questi componenti? Questa posso dire che è una domanda che ti ho suggerito, io te la posso, certo, come no. possiamo confessare, Certo, siamo qui, no, ormai. Allora, io vi dico, non sono e non voglio essere un'esperta di PFAS, però in questa occasione mi faceva piacere dire cosa sono, Certo. perché come diceva Maria Laura, mi è capitato di vedere... mi è capitato, adesso ve lo spiego, vi dico cosa sono e poi vi spiego la cosa che mi ha fatto scattare il campanello. Allora, i PFAS sono composti perfluoroalchilici e fanno parte di una categoria, diciamo, di composti che si è iniziato a monitorare da quando si è rilevata sostanzialmente la problematica, perché poi anche le norme di legge e le tipologie di controlli che si effettuano sulle acque potabili sono figlie dell'esperienza territoriale e anche dello sviluppo della tecnica, sostanzialmente. Questi composti perfluoroalchilici sono degli additivi, mettiamola così in termini semplici, che vengono utilizzati per rendere impermeabili dei materiali all'acqua e ai grassi. Per fare un esempio, il Gorotex è un tessuto che è impermeabile all'acqua ed è trattato con questa tipologia di composti. Le pentole antiaderenti, quindi questa impermeabilità al grasso, hanno appunto i PFAS. E qui viene fuori quell'osservazione che ho fatto a Maria Laura e ho detto: ma sì, diciamo due cose, perché un giorno
anch'io faccio la spesa e passeggiavo per il supermercato e vedo appeso un cartello con una bella pentola antiaderente e sotto una scritta senza PFOA. E io ho detto, mamma mia, io lo capisco, però il cittadino medio penso che abbia delle difficoltà a capire di cosa stiamo parlando. Allora, sì, vabbè. Detto ciò, allora i PFAS sono una classe di composti. Diciamo che uno dei padri capostipiti è il PFOA, che è l'acido perfluoroottannoico. Adesso per favore, a noi puoi dire qualsiasi cosa. Non vorrei dire una stupidaggine. Non c'è problema, è PFOAS. No, PFOA. Quindi praticamente faccio anche brutta figura con i colleghi che non conosco alla perfezione il termine tecnico, comunque è uno dei composti padre, quindi mi significava quel cartello che si vendevano delle pentole che non contenevano questa sostanza. Certo. Detto ciò, perché non la conteneva? Perché appunto purtroppo noi viviamo in una zona in cui siamo purtroppo consapevoli che queste cose possono accadere. Nei luoghi in cui è stata fatta la produzione di questi importantissimi composti, certo, purtroppo la gestione dei residui non è stata, diciamo così, oculata, accorta da un punto di vista sanitario ed ambientale. Certo. Conseguentemente questi composti sono finiti anche nelle acque. E purtroppo chi beveva l'acqua con questi composti se li è trovati anche nel proprio organismo. Ecco. Peraltro i PFAS sono quelli che i chimici che hanno a che fare con l'ambiente chiamano composti persistenti, che la normativa e le direttive europee chiamano POP, che fa anche simpatico, sì. Persistent Organic Pollutions, sì, giusto, sì, perché rimangono in maniera persistente nella matrice in cui si trovano, quindi sia nell'acqua che nel nostro organismo, cioè significa che noi non riusciamo a liberarcene facilmente. E gli studi hanno evidenziato, perché non mi sento di dire dimostrato, che c'è una correlazione possibile tra disturbi ormonali agli ormoni sessuali, se non erro, per i PFAS, e anche relativi ai parametri del colesterolo. Quindi diciamo che, però la metto lì, poi dico, io non sono un'esperta di questo campo, però le voci che girano sostanzialmente in maniera un po' più precisa ve le posso riportare in questo modo. Certo. E comunque si trovano, diciamo, ecco, se vedete la pubblicità della pentola che non ha il PFOA, vuol dire che non ha questo tipo perché potrebbe rilasciare, certo. O comunque nella sostenibilità della produzione non è stato utilizzato questo composto che quindi non finirà, si spera, nell'ambiente, mettiamola e il nostro organismo. Bene. Siamo arrivate alla parte finale, cioè le due domande comuni a tutti i nostri ospiti. Naturalmente io lo faccio proponendoti dal tuo osservatorio particolare come vedi la situazione della nostra città, per esempio sotto il profilo della qualità dell'aria e quindi ambientale naturalmente, quindi come eventualmente si dovrebbe, anche perché tra l'altro in questi ultimi giorni abbiamo avuto un codice di allerta rosso proprio per il particolato appunto nell'aria. Quindi quali sono i problemi più comuni che tu adesso in questo periodo stai constatando? E l'ultima domanda è come vorresti la tua città nel futuro? Allora, diciamo che sono le due domande, la risposta secondo me la posso dare collegando le due domande, se me lo permetti. Allora, chiaramente la qualità ambientale della nostra città non è legata solo all'aria, ma è legata anche alla qualità delle acque, non solo quelle potabili, che abbiamo visto che la qualità c'è, ma anche quelle sotterranee, della laguna e quant'altro. La qualità dell'aria è un grosso problema, ma è un problema che, diciamo così, trova per tanti versi anche una difficile soluzione. Allora, siamo nel periodo invernale, quindi inevitabilmente i PM10 ci sono portati dagli impianti di riscaldamento. Poi abbiamo traffico veicolare e poi abbiamo le attività industriali. Quindi concentrandoci su questi tre, diciamo così, fonti di pressione, cosa possiamo dire? Allora, per quanto riguarda il riscaldamento, naturalmente evitare riscaldamenti diversi rispetto a, carburanti diversi per il riscaldamento dal gas, che
che quindi permette di abbattere molto i PM10, perché sappiamo che ci sono tante tipologie di riscaldamento alternativo che aumentano le polveri, la legna stessa, certo, per esempio, no? Quindi questa è un'osservazione. Il traffico veicolare, cioè qui è un discorso amplissimo, perché dovremmo potenziare i mezzi pubblici, potenziare le auto elettriche, anche le auto a gas. Domani c'è un'altra domenica ecologica, che è l'unica risposta che il comune può dare al superamento, perché non ha alternative, certo, deve rispondere in qualche modo e così lo fa. E poi le attività industriali. Allora, per quella che è la mia, diciamo così, conoscenza del territorio, vi posso dire che attualmente posso esprimermi anche oltre, se vogliamo, la provincia di Venezia. Il controllo delle attività industriali è molto presente. Questa è una buona notizia. Molto presente, quindi su quello voglio dire, soprattutto se è un'attività grande, abbiamo gli enti di controllo che veramente fanno benissimo il loro lavoro. Quindi rispetto al passato forse dobbiamo pensare di più ai comportamenti personali, certo, piuttosto che a quello che è l'impatto dell'attività industriale, perché quando si pensa a Mestre si pensa subito al petrolchimico, certo, e a tutte le attività industriali che in esso erano ricomprese. Però sono attività che oramai veramente sono controllatissime. Io di questo posso essere testimone. Certo. E quindi come vorrei la mia città d'adozione? Sì, però ci sei e qui resti. Sì, rimango. Allora io, collegandomi a questo discorso, io vorrei, è un termine che non so ad usare adesso, vorrei una città positiva. Io vorrei una positiva e perché dell'aspetto, per l'aspetto, diciamo così, sanitario ed ambientale, e una città che si faccia forza ed impari dal proprio passato. Noi abbiamo delle grossissime risorse, non c'è solo il turismo, no, certo, abbiamo delle grossissime risorse e dei bravissimi professionisti e un passato che ci ha insegnato a tutelare l'ambiente. Nel senso, allora faccio due esempi perché sono due esempi diciamo, di cui sono figlia. Certo. Allora, primo, qui è nata non è nata per caso. Per necessità il corso di laurea in chimica industriale, sì, cioè non c'era nessun'altra materia scientifica. Ecco. È nato qui, esisteva già a Padova, sì, però a Venezia esiste l'ordine dei chimici di Venezia, per dire, però c'era la facoltà, è nata negli anni appunto dello sviluppo industriale, certo, come necessità di produrre dei professionisti che potessero collocarsi nella, certo, nostra realtà. Sì. Poi è nata il corso di laurea in scienze ambientali, perché il territorio rendeva necessaria questa specializzazione. Poi abbiamo laboratori di valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro che non ci sono da nessuna parte, perché la storia, no, sono rarissimi, e parlo di strutture pubbliche altamente specializzate in questo senso. Allora, lo SPISAL c'è dappertutto, sì, certo, ma il laboratorio chimico con un chimico che fa questo tipo di valutazione ce l'abbiamo solo qui, cioè, e quindi la storia ci deve insegnare che è una città che può dare tanto, ha tantissime possibilità di riemergere in maniera diversa e diversamente consapevole, certo, a mio avviso. Bene. Quindi bisogna sfruttare queste cose, perché voglio dire, la storia purtroppo ci ha restituito delle problematiche, sì, però è una città che nel suo ha imparato a reagire e a trattarle, e di questo se ne parla poco, secondo me. Come, sì, per dirvi, l'acqua potabile è controllatissima, sì, le aziende sono controllatissime, professionisti che fanno questo ce ne sono tanti, e quindi riteniamoci felici di questo, siamo positivi. Poi su tutte le altre problematiche gli altri meglio di me ti sapranno suggerire, certo, qualcosa. Per noi è importante saperlo sotto questo punto di vista, ovviamente.
Bene, Doriana, è stato veramente un piacere, è stato utile, formativo, devo dire, e tra l'altro volevo anche anticipare che noi vogliamo fare qualcosa in più per quanto riguarda l'ambiente, quindi stiamo focalizzandoci anche, stiamo creando un progetto per parlare dell'ambiente del nostro territorio, quindi oggi abbiamo dato qualcosa, però io ti chiederò poi di essere ancora a nostra disposizione, perché appunto vogliamo fare qualche cosa in più, perché l'ambiente in cui si vive rappresenta il futuro di tutti noi, quindi noi stessi ma anche delle future generazioni, quindi è una promessa, è una richiesta e tu mi fai la promessa. Sì, la faccio volentieri. Va bene, perfetto. Bene, allora anche oggi siamo arrivati al termine e io ringrazio moltissimo Doriana Visentin. Ricordo a voi che potete scriverci a comitatoprogettocomune@gmail.com oppure mandare dei messaggi tramite il messenger della nostra pagina Facebook Comitato Progetto Comune. Tutti i video possono venire riguardati con calma nel nostro canale YouTube, digitando appunto il nome dell'ospite o la serie protagonisti, e quindi io ringrazio ancora Doriana Visentin. Grazie a voi dell'invito, e è stato un piacere, proprio sono particolarmente felice che avete invitato un chimico. Certo, questo mi piace sottolinearlo. E ho detto chimico, non ho detto chimica, No, perché infatti, mi piace, perché non sono la materia. Concordo, benissimo. E quindi vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento giovedì prossimo con protagonisti. Arrivederci.